problemi tecnici. Il ben ritrovati a tutti è stato introdotto questa sera dall'accoglienza che è stata curata ed è curata dalla comunità di Onify, che ringrazio per la disponibilità. E per questo chiamo qui sul palco accanto a me il sindaco, dottor Luca Monne, e il parroco, don Michele Muledda. Grazie. Grazie don Alessandro e buonasera a tutti. Se non vi dispiace io do lettura, ma giusto 2 minuti, do lettura di un mio saluto. La comunità di Onify è orgogliosa di essere qui oggi, in questo evento della 10ª edizione della Pastorale del Turismo. Non un traguardo ma una partenza per una comunità che per la prima volta viene coinvolta in questo ciclo di eventi che vedono la partecipazione di migliaia di persone accorse alla caletta per cogliere la simbologia di queste giornate. Già da qualche mese fa, don Alessandro Fadda, a nome del nostro vescovo Antonello, ci ha proposto l'invito e conferito l'incarico di accogliere i visitatori con un rinfresco. Assieme a don Michele abbiamo gradito subito questo invito, cogliendolo come un'opportunità per far conoscere Onify, il proprio borgo e la propria comunità. Onify è un piccolo paese non distante da qui, circa 700 anime che conservano ancora intatte le tradizioni religiose con una grande devozione. Delle volte è curioso osservare come il sacro e il profano si accompagnino senza superarsi l'uno con l'altro, creando un connubio quasi perfetto. Basti pensare a Sasukena, ovvero la rivisitazione e simulazione dell'ultima cena di Gesù con gli Apostoli, che durante i riti della Settimana Santa vede impegnate con grande sacrificio e devozione le intere confraternite, ma soprattutto le nostre consorelle. Onify è uno dei pochi centri che conserva intatta questa tradizione, tipica della baronia. Per gli interessati, io stesso avevo ricostruito la storia, modalità e simbologia con un report pubblicato nel settimanale diocesano L'Orto Bene. A tal proposito, Onify vanta la seconda più antica confraternita in Sardegna, che segue quella della religiosissima Galtellì, l'omonima Santa Croce. Ancora attiva, partecipa alle funzioni religiose assieme alla confraternita di Loreto. Fa bene la diocesi ad organizzare d'estate la pastorale del turismo, quest'anno con la tematica Avere cuore. Avere cuore al giorno d'oggi ne serve tanto, sembrerà scontato, ma ancora si va in guerra, ancora nel 2024 non si è riusciti a superare le barriere umane e si lotta l'un con l'altro. Sono eventi come questi che ci fanno sentire accolti, amare e condividere, perché la fede e l'aver cuore non devono andare mai in vacanza. Sono eventi come questi che ci fanno ragionare, riflettere ed indagare su noi stessi, sulla nostra sensibilità cristiana, sull'opportunità di poter migliorare la nostra vita, forse partendo proprio dal quotidiano, rispettando la fila alle poste o al supermercato semplicemente, rispettando il nostro vicino di casa, per un solo ed unico privilegio ed obiettivo, vivere una vita serena, un privilegio ormai dei pochi. Un po' come ha fatto il grande Gigi Riva, di cui si parlerà tra poco. Gigi ha rifiutato il denaro, maggiore potere e fama per vivere a Cagliari ed avere cuore con la sua maglia rossoblù numero 10. La chiudo qui invitandovi a visitare Onify il 23 e 24 agosto in occasione delle Cortes Apertas. Sarà possibile degustare un buon vino e un buon formaggio locale in mezzo alle opere degli artisti presenti nelle Cortes. Vi aspettiamo perché Onify conserva la sua identità con grande ospitalità. Grazie veramente a tutti, soprattutto al nostro vescovo Antonello Mura, molto attento verso le nostre comunità. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie ancora. Ecco, anch'io vi rivolgo un saluto e un ringraziamento per essere stati coinvolti come comunità, così a dare una mano. Ci ha fatto piacere. E la gente del paese, con i miei parrocchiani, hanno risposto con molta generosità, con molto entusiasmo. Ecco, questo mi ha fatto piacere. Io sono a Onify da quasi 3 anni
e mi sono trovato subito bene. È una comunità molto ospitale, accogliente, piccola ma ricca di tradizioni, ricca di chiese. Ci sono 5 piccole chiese dentro il paese, tutte da visitare, tutte inserite così in un centro storico che ti dà la dimensione del passato, di quell'antichità dove la gente si riuniva nei vicinati, si incontrava per parlare, specialmente d'estate, per trascorrere anche del tempo assieme. Quindi è un paese molto a misura d'uomo. E niente, ecco, vogliamo insieme al sindaco, a Luca, che la comunità progredisca sempre nella riscoperta delle cose belle del passato, e lo stanno facendo davvero egregiamente. Vi invitiamo a venire, a stare con noi e poter anche godere della semplicità e della bellezza di questo borgo. Buona serata. Grazie, ringraziamo davvero il sindaco e il parroco, potete accomodarvi. E ricordo che anche questa sera, come tutte le nostre serate, sono disponibili sui canali di Sardegna Live, così come sul canale YouTube del settimanale diocesano L'Ortobene. Proseguiamo la nostra serata con lo spettacolo Gigi Riva, Cuore Rosso-Blu. Nasce con l'intento di omaggiare la figura del grande campione Luigi Riva, ma soprattutto con la volontà di raccogliere la sua preziosa eredità umana per poterla trasmettere alle nuove generazioni. Riva è stato un uomo di grande cuore, grande esempio di dedizione, di attaccamento ad una maglia, a una terra, a un popolo, e con un'integrità morale che lo ha contraddistinto sia nei campi di calcio sia nel contesto della sua vita. In un mondo come quello di oggi, le scelte di vita dell'uomo Riva possono far riflettere noi tutti e servire soprattutto da esempio per le nuove generazioni. Lo spettacolo ripercorre le imprese epiche di Rombo di Tuono e lo spettacolo è di e con Silvano Vargiu, musiche di Mauro Aresu e la collaborazione tecnica di Francesca Nieddu. Buona serata. Nel secondo dopoguerra la Sardegna è considerata ancora come una terra lontana, povera, popolata da pastori e banditi, un posto dove si viene mandati in castigo. Ti sbatto in Sardegna! Così venivano minacciati per lo più militari, poliziotti. Già dal tempo del Regno Sabaudo, destinazione Sardegna voleva dire andare in un avamposto, lontano, alla frontiera, dove la gente parlava una lingua diversa dalla tua e dove rappresentavi un potere tanto odiato, perché i sardi, nel corso dei secoli, hanno ricevuto ingiustizie e abbandono dai dominatori di turno.
Nel settembre del 1951 un gruppo di parlamentari decide di fare un'inchiesta sulla miseria in Sardegna. Viene condotta da Salvatore Mannironi della Democrazia Cristiana e da Luigi Polano del Partito Comunista Italiano. L'immagine che emerge dell'isola di quegli anni è questa. Una generale sottoalimentazione caratterizza la miseria delle genti dell'interno. Impressionante il numero di bambini che sono malnutriti o non si cibano altro che di pane e verdura. Su 10 bambini, 10 di 3 famiglie di un paese del Nuorese, ad esempio, 3 mangiano carne una volta solo per le festività di Pasqua e di Natale, 4 bevono latte la domenica, 6 mangiano regolarmente una zuppa di verdura, pane e gran turco. Le scuole sono frequentate soprattutto da femmine perché i maschi sono impegnati ad aiutare i genitori al lavoro. Le uniche classi disponibili, per lo più delle dimensioni di una stanza di una casa, di un'abitazione, sono sovraffollate e il 70% degli alunni risulta privo di scarpe. Nei paesi del Nuorese un abitante su 3 o anche su 4 dorme in un letto normale, mentre gli altri devono trascorrere la notte su stuoie di frasche o sulla nuda terra battuta. In tali abitazioni una stanza poteva arrivare ad ospitare 6 o 7 persone e talvolta anche 10. Le sorti economiche dell'isola non cambiano più di tanto per certi aspetti anche nel decennio a seguire. Così ci testimonia Nereide Rudas in un suo saggio sull'emigrazione sarda. Miseria e disoccupazione costringono molti sardi a cercare lavoro e condizioni di esistenza migliori anche al di fuori dell'isola e l'emigrazione dai primi anni 50 riprende a svuotare la Sardegna. Tra il 1953 e il 1959 la crisi delle miniere di carbone, piombo e zinco costringe ad emigrare gli abitanti del Sulcis-Iglesiente. Nei primi anni 60 si aggiungono i contadini, i braccianti in fuga dalle campagne. Nella seconda metà degli anni 60 emigrano anche i pastori e gli abitanti delle zone interne. Dal 1951 al 1971, durante 20 anni, lasciano l'isola 461.000 sardi. Ecco, proprio in questa cornice è ambientata la nostra storia, una storia che parla di sofferenza, di povertà, ma anche di grande dignità, di orgoglio, di tenacia e alla fine di enorme gioia, sia a livello personale che per un popolo intero. L'inizio ha quasi il sapore di un romanzo ottocentesco, la storia di un ragazzo che, dopo un'infanzia segnata da stenti e lutti familiari, è costretto ad abbandonare la propria terra per andare su un'isola lontana, sconosciuta. Anche lui ha vissuto questo cambiamento come un obbligo, una costrizione, come quei militari di cui parlavo prima. Ma poi, fortunatamente, questa storia sarà una storia di fortuna, la storia di un ragazzo che si farà davvero grande nello sport e nella vita e il suo nome diventerà una leggenda, Luigi Riva, meglio noto in Sardegna come Gigi Riva. Gigi Riva nasce nel 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese, da una famiglia con modeste disponibilità economiche. Scopre il gioco del calcio nel campo della parrocchia di San Primo, proprio a 50 metri da casa, sotto la supervisione di Don Piero. Da lì in poi la letterina a Babbo Natale conterrà sempre la stessa richiesta: un paio di scarpini da pallone. Ma quelle benedette scarpe, vista la situazione familiare, non arriveranno mai.
La sua infatti non è un'infanzia felice. All'età di 9 anni perde il padre Ugo per un tragico incidente in fabbrica. La madre trova lavoro in Finlandia e arrotonda facendo le pulizie nelle case, mentre Luigi viene mandato in 3 collegi o istituti di assistenza, che dir si voglia, da cui scappa tante volte e di cui non ha mai serbato un buon ricordo. Li descrive come vere e proprie prigioni per bambini indigenti, cui le famiglie o quello che ne restava non erano in grado di provvedere. Ricorda l'umiliazione di essere poveri, le camere fredde, il mangiare da schifo, il cantare ai funerali anche 3 volte al giorno, il dover sempre dire grazie signore, grazie signora a chi portava i vestiti usati, dover sempre stare zitti, obbedienti, come dei bambini vecchi. In quegli anni riesce comunque ad ottenere la licenza media, ma capisce che in realtà ciò che davvero gli interessa è il gioco del pallone, dove inizia a maturare la consapevolezza di sapersela cavare alquanto bene. La madre si rende conto allora che deve rassegnarsi al fatto che la carriera scolastica del figlio non andrà oltre quella licenza e che comunque, tutto sommato, un'altra busta paga in famiglia avrebbe fatto solo che comodo. All'età di 14 anni trova un posto da apprendista e cerca di conciliarlo con il pallone. Del gioco del calcio gli piace ogni aspetto, ma soprattutto lo fa impazzire il gol, la palla che gonfia la rete. È per lui una scarica di adrenalina che da un momento all'altro lo fa sentire felice e poi lo rilassa, facendogli passare con serenità la settimana che lo separa dalla partita successiva. Viene ingaggiato nelle fila dell'Aveno Mombello e viene assunto dalla Slimpa, una fabbrica di ascensori, ma in quegli anni viene colpito da altri 2 lutti familiari. Gli viene a mancare proprio la madre Edis, la persona più importante della sua vita, e poi la sorella Candida, alla quale era molto legato per esserci cresciuto insieme. Davvero un duro colpo per lui, un reiterarsi di disgrazie, come in una sorta di maledizione. Ma ben presto, fortunatamente, la sua vita subirà una grande trasformazione e gioie e soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Nel 62 Riva viene ingaggiato dal Legnano, che allora milita in Serie C, facendo così ingresso nel mondo dei semiprofessionisti e potendo contare finalmente su un primo vero stipendio di 37.000 lire. Non è una grossa cifra, ma sono comunque i suoi primi soldi e la società gli mette a disposizione anche una casa e gli viene trovato anche un impiego come meccanico automobilistico. Il Cagliari in quegli anni gioca in Serie B e per ridurre i viaggi in continente gioca 2 partite di fila in trasferta. Dirigenti e allenatore vedono Gigi Riva giocare una partita della Nazionale Juniores e la società lo acquista per 37 milioni di lire proprio nell'intervallo di quella gara. Gigi è all'oscuro di tutto, altrimenti avrebbe ostacolato la cosa. Non era mai uscito dalla provincia di Varese, la Sardegna, oltre a essere lontana, non sapeva esattamente neanche dove fosse. Questa scelta viene perciò vissuta come un'imposizione, come quella dei collegi dopo la morte del padre. Ma alla fine decide comunque di andarci per sfuggire a una gioventù insopportabilmente infelice. Con il calcio aveva assaporato il gusto della libertà dopo quegli anni di clausura negli istituti. A Cagliari è davvero tutto nuovo. Finalmente il salto nel professionismo. Non deve più andare in fabbrica, ma pensare solo ad allenarsi. Fa vita comune con gli altri scapoli della sua squadra nella foresteria di Via Diaz.
poco per volta capisce che quello è il posto in cui ricominciare a vivere. Qui si condividono sensazioni, sentimenti, si compensa la lontananza dalla famiglia vivendo in una sorta di spogliatoio permanente. E qui inizia davvero una nuova vita. In questo nuovo ambiente comincia a farsi notare subito per le grandi capacità tecniche. La grinta e forza agonistica lo rendono capace di farsi spazio tra le più ostiche difese avversarie che un tempo marcavano stretto, a uomo, molto duramente, senza sconti alcuni per gli attaccanti che non erano assolutamente tutelati come quelli di oggi, anzi, era il contrario. Una volta, infatti, si diceva palla contesa, palla alla difesa. Si giocava un calcio molto fisico e duro e il gol era davvero merce rara. Perciò un attaccante doveva mettere a frutto tutte le sue abilità per potersi imporre. E Riva è un giocatore forte di testa, che finalizza spesso le palle in aria sotto porta e che viene temuto soprattutto per la potenza del suo tiro. Un sinistro esplosivo e leggendario, incubo di tutti i portieri avversari. Queste grandi doti lo faranno ben presto emergere e diventare il giocatore simbolo del Cagliari. Il primo a farne le spese è Tonino Congiu, soprannominato Susirboni, il cinghiale, amatissimo dai suoi tifosi, ma che si trova ormai nel viale del tramonto della sua prestigiosa carriera calcistica. Riva ne prende il posto e nel giugno del 64, nella partita contro l'Udinese, segna un gol importantissimo che vale al Cagliari la prima storica promozione in Serie A. Sul volo di rientro da quella partita, Gigi confessa che per la prima volta nella sua vita si sente finalmente felice. Il primo anno in Serie A serve per ambientarsi. La squadra cresce, soprattutto Riva, che in quella stagione segna 9 reti. Ne segna una anche alla Juventus e da allora inizieranno a presentarsi a Cagliari e nelle trasferte in continente gli osservatori della squadra torinese che cominceranno a corteggiarlo insistentemente. L'anno successivo la compagine sarda ottiene l'11° posto e il mister Arturo Silvestri decide di lasciare la panchina rossoblù per passare al Milan. Stagione 66-67, arriva Manlio Scopigno e il Cagliari si posiziona sesto in classifica, mentre nella stagione 67-68 si piazza al 9° posto sotto la guida di Ettore Puricelli. In quest'ultima stagione Riva segna 13 gol, consolidandosi nella zona alta della classifica marcatori. E allora il presidente Enrico Rocca pensa di venderlo, motivando la decisione con il fatto che i costi per continuare a giocare in Serie A sono troppo alti per la società. Per poco non scoppia una rivoluzione. Che cosa? Gigi Riva non si tocca! Questo è il coro che risuona in ogni angolo di Sardegna. A Cagliari, una mattina, Gigi passeggia per le vie del centro e sente un vociare che proviene da una manifestazione. Decide allora di nascondersi sotto un portico e poco distante da lui vede una vecchietta che segue il suo esempio. È spaventata dalla folla e dice che non ne può davvero più di cortei, di proteste, ma quando poi si accorge che quella che i manifestanti stanno portando in processione è la foto di Gigi Riva, si mette ad applaudire e anche lei si unisce al corteo.
Il pericolo della cessione viene poi fortunatamente scongiurato quando il Cagliari Calcio diventa una società per azioni. E intanto, nella stagione 68-69, torna in panchina Manlio Scopigno e i rossoblù sono diventati ormai una grande squadra. Lottano contro la Fiorentina fino alla fine del campionato per la conquista del titolo e Riva vince la classifica dei cannonieri con 20 gol. Ormai si è trovata la quadratura del cerchio e si può finalmente pensare in grande. Scopigno, l'allenatore filosofo, è una persona davvero speciale che spicca per il suo approccio flemmatico al mondo del pallone e alla vita. Ha la qualità rara di saper sdrammatizzare un po' tutto. Per Riva è come un vero padre, senza mai scomporsi. Quando serve sa essere molto autorevole, ma anche molto presente, confidenziale, come un buon amico. È celebre l'aneddoto delle sigarette durante un ritiro della squadra. La sera si cena presto dopo le corse nei boschi e perciò dopo un paio di ore capita che alcuni giocatori hanno nuovamente fame. Quella sera decidono di ordinare dei panini e saltano fuori anche le carte da gioco e forse anche qualche bottiglia. Come è noto, Riva è sempre stato un grandissimo fumatore e nella squadra non era il solo, perciò durante la serata nella stanza si forma una densa coltre di fumo. Improvvisamente si sente bussare alla porta. Bobo Gori si infila nell'armadio, Poli si tuffa in maniera plastica sotto al letto mentre Riva è di spalle. Nella stanza entra Scopigno, facendosi largo con le mani per trovare un varco in quella cappa fitta. Con nonchalance tira fuori dal taschino della camicia una sigaretta e chiede ai presenti: scusate, do fastidio se fumo? Stagione 69-70. Ora la squadra è proprio al completo, organizzata in ogni reparto e soprattutto con quella fiducia nei propri mezzi che ti convince che nulla è impossibile, proprio come succede nella partita a Vicenza. La domenica pomeriggio l'aria sembra quasi rarefatta, l'atmosfera è sospesa perché tutta la Sardegna si ferma. Quell'anno si è battuto nell'isola il record italiano di vendite di radioline a transistor e tutti sono collegati da ogni angolo remoto, tutti con l'orecchio incollato alla celebre trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto. Scusa Mary, ha raddoppiato il Cagliari con un gol favoloso di Riva, colpo di testa di Domenghini in aria su cross di Gori e rovesciata acrobatica la piola di Riva. Siamo al 24esimo a Vicenza e 2-0 per il Cagliari. A te la linea. Così ci racconta l'inconfondibile voce graffiante di Sandro Ciotti. Un gol incredibile, come forse non si è mai visto prima in un campo di calcio. Bobo Gori che dal fondo crossa il pallone in mezzo all'area dove Domenghini fa da sponda di testa per Riva. La palla però lo scavalca e l'unico modo che Gigi inventa per non lasciarsela sfuggire è quello di librarsi in aria ed agganciarla con il suo potente sinistro in una spettacolare rovesciata, con la palla che si infila come un siluro alle spalle del portiere vicentino. Una prodezza che ha davvero dell'incredibile e che lascia tutti a bocca aperta. Un crescendo di emozioni dunque che ci porta ben presto a quell'incantevole 12 aprile del 1970, una data memorabile per la storia sportiva della nostra isola. Quella mattina la squadra pranza al Corallo alle ore 10:30 e mezz'ora dopo passa davanti all'Amsicora. C'è già un mare di gente e mancano ancora 4 ore dal fischio d'inizio della gara.
persone venute da ogni angolo della Sardegna che aprono le borse con i viveri, affettano il pane, tirano fuori il maialetto, stappano bottiglie di vino. Il maialetto è un vero e proprio rito, anche propiziatorio, e i tifosi vogliono iniziare a godersi la festa per tempo. Alta è la tensione fra i giocatori, ma il saluto festante di quella folla riesce ad allentarla un po'. Per Gigi e compagni, quella ormai è la loro gente, alla quale sono attaccati da un affetto speciale, una grande famiglia sparsa un po' dappertutto in continente che accompagna calorosamente la squadra durante le partite fuori casa. Sono infatti migliaia i sardi emigrati in Svizzera, Germania e Belgio che accorrono in supporto alla squadra, soprattutto negli stadi del nord. Una folla appassionata che accompagna e sostiene continuamente le imprese dei propri eroi, mentre dall'altra parte le tifoserie di casa urlano ai giocatori isolani: banditi, pecorai. Ma quelle urla, confesserà Gigi più tardi, beh, non ci ferivano mica, semmai ci davano una carica per fargli passare la voglia. Quel 12 aprile si gioca in casa e l'ultimo ostacolo da superare per vincere lo scudetto è il Bari. E questa è la compagine sarda che ha combattuto duramente per tutto il campionato e che ora si prepara ad affrontare la squadra pugliese. Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva, ma anche Bruniera, Poli, Mancini, Anastasio, Reginato, sotto la guida del filosofo Scopigno. Non è una partita facile e infatti la squadra di casa fa fatica ad imporsi, ma alla fine del primo tempo Riva segna con un bel gol di testa. Nel secondo tempo arriva anche la notizia da Roma che la Lazio sta vincendo 2-0 contro la Juventus, decretando la vittoria matematica dello scudetto alla squadra sarda. E a 2 minuti dal termine regolamentare della gara, quando Bobo Gori segna il 2-0, l'Amsicora impazzisce e al fischio finale della partita la folla invade il campo in un tripudio di gioia e per i giocatori comincia una seconda impresa, quella di riuscire a raggiungere incolumi gli spogliatoi mentre la gente continua a riversarsi in campo, scatenandosi in una festa senza precedenti. Per il Cagliari e la Sardegna intera è la realizzazione di un sogno. Aprile 1970. Tra i 1000 aneddoti di questa data storica ce n'è uno in particolare dal sapore quasi leggendario, un po' romantico. Quel giorno allo stadio, durante la partita, vengono arrestati 2 latitanti. Anche loro non hanno saputo resistere al richiamo di quell'evento, la partita più importante di tutto il campionato. Non sanno però che hanno alle calcagna 2 agenti della polizia che indagano sulle loro vite ed evidentemente, conoscendone le debolezze, sanno benissimo di trovarli proprio lì e perciò tendono loro una trappola. Una volta individuati, li rincorrono e li arrestano. Ma a questo punto della storia, la fantasia popolare che attribuisce ormai a Riva qualità, doti e poteri di ogni genere, anche spirituali, taumaturgici, gli conferisce anche la grande capacità di mediazione e addirittura di gestione dell'ordine pubblico. Si narra infatti che fu lo stesso Riva, supplicato dai 2 arrestati, ad intercedere con i poliziotti, riuscendo a posticipare il loro trasporto in commissariato soltanto al termine della gara. Avrebbe garantito lui stesso perché i 2 latitanti gli avevano dato la loro parola d'onore sul fatto che non avrebbero assolutamente tentato la fuga. Sembra dunque a tutti gli effetti una storia frutto dell'immaginazione popolare.
Ma in realtà le cose andarono proprio così. E ce lo testimoniano le pagine del quotidiano L'Unione Sarda, l'informatore del lunedì del 13 aprile del 1970. I due non scapparono, ma anzi, al termine della partita furono scortati nello spogliatoio dell'Amsicora e parteciparono anche loro per qualche istante a quei festeggiamenti immemorabili insieme alla squadra, alle guardie e all'attore Walter Chiari, grande amico del vicepresidente Arrica e tifoso dei rossoblù. Lo scudetto del 70 suggella definitivamente il legame di Riva con l'isola e Gigi diventerà più sardo dei sardi. Un attaccamento viscerale, materno, non con quella Sardegna da copertina, quella degli yacht e delle ville milionarie, ma quella degli umili, della gente comune, delle barche, dei pescatori, dei pascoli e delle grotte. Inizia a conoscere i paesi dell'interno, i contadini, i pastori. La gente di tutta l'isola, dalla Barbagia all'Ogliastra all'Oristanese, lo accoglie a braccia aperte nelle proprie case. Gigi è proprio come uno di famiglia. Più le persone che incontra sono povere e più lui empatizza. Una povertà dignitosa, nella quale si riconosce e nutre un affetto istintivo. Da questa gente riceve il calore, l'affetto, il rispetto che riempiono il vuoto della sua infanzia. E in questi si rispecchia anche nel carattere, in certa diffidenza, nei lunghi silenzi, nella riservatezza, nella cocciutaggine e testardaggine. Il suo legame a questa maglia e a questo popolo sarà infatti indissolubile. Tanti i no che pronuncerà verso le squadre del nord, disposte a sborsare cifre da capogiro pur di vederlo militare tra le proprie file. La sua non è soltanto una decisione in termini professionali, ma una vera e propria scelta di vita. Gigi sa bene che se fosse andato alla Juve, al Milano, all'Inter, avrebbe certamente guadagnato molto di più, avrebbe probabilmente vinto molto di più, ma è anche pienamente cosciente del fatto che un posto così familiare e accogliente non l'avrebbe più trovato. Andare via avrebbe significato tradire questa gente che gli aveva dato tanto. Una volta viene portato in un paesino del Nuorese e sulla dispensa di un'anziana donna gremita di santini, foto di genitori, parenti, scorge anche una sua immagine. Alla domanda del perché ci fosse la sua foto insieme alle altre, la vecchia, senza riconoscerlo, gli risponde: ma perché quello è uno buono! Quando vede la gente che la mattina presto parte da ogni paese dell'isola e alle 11 lo stadio è già pieno, capisce che per i sardi il calcio non è soltanto una questione di sport. Perciò è ben consapevole del fatto che non può togliere loro le uniche gioie andandosene via. Lo scudetto del 70 ha rappresentato un riscatto enorme per l'isola. Quando la squadra va a giocare a Milano e Torino e vede l'orgoglio dei suoi tifosi finalmente protagonisti dopo aver subito tante umiliazioni nella vita. E stiamo parlando di anni in cui con la dittatura di allora non era facile disturbare le squadre di Milano e di Torino. Per avere un rigore, ad esempio, dovevi quasi portare il certificato medico. Possiamo immaginare dunque che grande rivincita e soddisfazione per i tifosi. E infatti, per i suoi sostenitori, ormai Gigi può tutto. È diventato l'eroe di popolo che Gianni Brera soprannominerà Rombo di Tuono. L'immagine gli era venuta a San Siro durante un Inter Cagliari del 71, vedendolo sempre più scatenato alla ricerca del gol, come un rombo di tuono progressivo che non può che sfociare in un acquazzone, in un temporale, in uno sfogo, insomma, la palla che entra in rete, il gol.
La fama del nostro eroe dunque cresce sempre più ed ecco che nel 1973 arriva una proposta davvero irrinunciabile. La Juventus offre 6 giocatori più una cifra che sfiora i 2 miliardi di lire. Un'offerta mai vista prima, che significa davvero tanto per le casse della società sarda. Ma anche in quell'occasione Gigi decide di rinunciare con un secco no e litiga pesantemente col neopresidente Arrica. La cosa che più gli dà fastidio è che le società decidano il destino dei giocatori come se fossero dei capi di bestiame al mercato, delle pecore. Per lui offrire 6 giocatori più quella cifra esorbitante è una cosa immorale, anche nei suoi confronti. Perché per essere all'altezza di quella quotazione avrebbe poi dovuto segnare almeno 3 gol a partita, caricandosi di una pressione esorbitante che sicuramente non l'avrebbe fatto star bene in qualsiasi altro ambiente societario. Trasferito a quelle condizioni non sarebbe stato più se stesso, si sarebbe sentito snaturato. Segue perciò un periodo carico di polemiche con Boniperti che pressa insistentemente, Arrica sempre più infuriato e minaccioso e Gigi continuamente assediato da giornalisti in un clima davvero insopportabile. Ma ancora una volta decide caparbiamente di restare. Sarà una vera e propria scelta di vita, perché dall'isola non se ne andrà più via. A questa terra donerà davvero tutta la sua vita, e non solo in termini sportivi, anzi si impegnerà in importanti battaglie sociali e civili al fianco di operai, minatori, pastori, schierandosi sempre apertamente e talvolta con grande coraggio con la gente comune dell'isola, con i più umili, quegli stessi che la domenica fanno le trasferte chilometriche per sostenere la squadra e per i quali Gigi non smetterà mai di onorare la maglia rossoblù anche negli anni a venire. Un vero e proprio amore incondizionato e totalizzante verso una regione e il suo popolo, con una sola eccezione. Soltanto un'altra maglia riuscirà a conquistare il suo cuore, divenendo una sua seconda pelle, la maglia azzurra, quella della nazionale. Dopo l'esordio a Budapest nel 65, dove Gigi fatica ancora a trovare il suo spazio, le vere soddisfazioni arriveranno agli europei del 68. Quell'anno il Cagliari era in piena ascesa e nella nazionale guidata da Valcareggi trova finalmente il suo spazio da titolare nella seconda finale giocata contro la Jugoslavia. Seconda perché la prima era finita con il risultato di 1-1 e non erano previsti ancora i calci di rigore, pertanto la sfida viene ripetuta 2 giorni dopo, il 10 giugno, sempre a Roma, alle ore 21:15. Gigi aveva saltato la sfida precedente perché era reduce da un'importante pubalgia, ma ora è finalmente pronto ad entrare in campo dall'inizio della gara e già dopo 12 minuti segna il primo gol con una girata da centro-area dopo aver intercettato un tiro di Dominghini. Al 31esimo segue il raddoppio italiano con il gol di Anastasi. Lo stadio olimpico si infiamma letteralmente. Tutti i tifosi sugli spalti mettono fuoco ai giornali che venivano allora consegnati all'ingresso e li usano come torce. Una coreografia spontanea indimenticabile, una scena da brividi. L'Italia diventa campione d'Europa. L'altra grande avventura che il nostro Gigi vive in maglia azzurra è quella del campionato mondiale del Messico del 1970. Un'esperienza memorabile, anche se purtroppo, come è noto, non si otterranno gli esiti sperati. Siamo a maggio e Gigi arriva a quella competizione un po' confuso, tutto sta accadendo troppo velocemente. Soltanto un mesetto prima, il 12 aprile, c'è stata la vittoria dello scudetto con il Cagliari. Sicuramente si sente molto appagato da questo storico successo. Sta bene, ma non è proprio al meglio delle sue condizioni.
ha una grande stanchezza addosso, frutto senz'altro della stagione appena giocata, ma soprattutto il vero problema è dovuto all'altitudine dei campi da gioco messicani. Si fa fatica a respirare, i giocatori azzurri non ci sono abituati. L'Italia non gioca infatti un buon girone, ma riesce comunque a qualificarsi e si sblocca nei quarti di finale contro il Messico, vincendo 4-1 anche grazie ai 2 gol messi a segno da Riva nel secondo tempo. Questa vittoria ci proietta in semifinale contro la Germania Ovest in quella che verrà definita la partita del secolo. L'Italia che passa in vantaggio all'8° minuto del primo tempo con gol di Boninsegna e che all'avvicinarsi del fischio finale della gara assapora quasi già la vittoria, ma subisce un duro colpo al 90° con il pareggio di Schnellinger. E ai supplementari succede davvero di tutto, altri 5 gol. Le squadre combattono fino allo stremo delle forze, subendo e riattaccando continuamente, un continuo botta e risposta fino al secondo tempo supplementare, quando al 111° minuto il gol di Rivera sancisce la vittoria definitiva degli azzurri e il conseguente accesso alla finale, la finale mondiale contro il Brasile di Pelé. Un traguardo tanto agognato e conseguito con i denti, ma che l'Italia perderà per 4-1. Nonostante l'Italia avesse retto per il primo tempo, riuscendo a pareggiare alla rete di Pelé con quella di Boninsegna, nella seconda parte della gara subisce una debacle che molti faranno risalire proprio alla stanchezza accumulata nella partita precedente contro la Germania, ma anche alla grande potenza della squadra avversaria, che lo stesso Riva definirà come il Brasile più forte di tutti i tempi. Ai colori della nazionale Gigi dona tantissimo in termini agonistici e di attaccamento e dedizione. Basti pensare che è ancora suo, tuttora inviolato, il record di ben 35 gol in 42 partite e che lottando proprio per quella maglia subirà gli infortuni più gravi della sua carriera che lo porteranno ad abbandonare definitivamente il mondo del calcio giocato all'età di soli 32 anni. Il primo si consuma nel marzo del 67 all'Olimpico durante la partita contro il Portogallo, dove viene travolto dal portiere Americo in uscita, causandogli la rottura del perone sinistro, mentre il secondo, quello più importante, nell'ottobre del 70 a Vienna contro l'Austria. Il dramma si compie al 76esimo, quando il nostro numero 11 cade di botto sull'erba, coprendosi il volto con le mani in un gesto di disperazione. Il 27enne mediano viennese Hoff ha letteralmente falciato da dietro la sua gamba destra. Mancano 14 minuti alla fine della partita, ma il tempo si dilata, l'aria si cristallizza e cala un silenzio irreale sul Prater. Una barella trasporta il campione ferito fuori dal terreno di gioco. L'ambulanza parte spedita verso l'ospedale e comincia la lunga attesa avida di notizie. Un silenzio che verrà rotto soltanto di sera dal medico federale che spiegherà: Riva ha riportato una brutta frattura, molto brutta, la frattura del terzo inferiore del perone destro e la parziale lacerazione dei legamenti. Ne avrà per 50-60 giorni. Retoricamente qualcuno ha detto che questi incidenti siano stati come una sorta di tributo di Riva alla patria. Ma Gigi, che amava invece la schiettezza, la concretezza, affermava semplicemente che aveva subito 2 infortuni sul lavoro dovuti ai rischi del mestiere e che d'altronde, se per evitare di farsi del male avesse dovuto tirare indietro la gamba in un contrasto, allora tanto valeva non scendere neanche in campo e magari cambiare lavoro.
Il 1970 dunque è davvero un anno da ricordare sotto ogni aspetto. È quello dell'apoteosi per lo storico traguardo raggiunto con la vittoria dello scudetto, ma sancisce anche l'inizio di una parabola discendente, di un inesorabile declino della squadra sarda che, senza il suo grande campione, viene infatti dapprima eliminata in Coppa dei Campioni e poi comincia a perdere posizioni in campionato. Dopo l'incidente del Prater, Gigi non tornerà più alle condizioni di prima. Il suo sinistro perderà di potenza e una gamba gli resterà più corta dell'altra. Al Cagliari non manca soltanto il fuoriclasse capace di fare la differenza in ogni occasione. Si crea un vuoto emozionale che difficilmente si riuscirà a colmare in seguito. E 6 anni più tardi, infatti, senza più Gigi Riva, muoiono anche le ultime speranze di restare in Serie A. Come è noto, terminata definitivamente la carriera agonistica, già dal 1977-78 inizia quella da dirigente, prima col Cagliari e poi in nazionale, dove raggiungerà traguardi molto importanti, diventando campione del mondo nel 2006 in Germania. E anche in questa nuova veste Gigi lascia il segno per la sua grande professionalità e umanità, instaurando grandi legami con campioni delle nuove generazioni. Celebre il suo rapporto con Roberto Baggio, considerato come una sorta di fratello minore, ma tra questi anche Zola, il grande Zola, Peruzzi, Buffon e Cannavaro, che il 24 gennaio di quest'anno, giorno del saluto finale al campione nella scalinata della chiesa di Bonaria, ne accompagneranno a spalla la salma nel suo ultimo viaggio. La Sardegna è naturalmente cambiata da quel lontano secondo dopoguerra, ma a tratti resta ancora una terra aspra e selvaggia, caratterizzata da profondi silenzi che dominano le sue montagne, le sue vallate, la sua gente. Ecco, proprio in quel silenzio, a lui tanto congeniale, un silenzio pieno, carico di storie e fatto di rispetto, Gigi ha trovato la sua casa. E con il rombo di tuono delle sue gesta, insieme alla sua squadra, ha saputo infrangere almeno per un momento quella rassegnazione di secoli e secoli di umile storia di Sardegna. Ma al di là di ogni retorica, di lui ci resterà, oltre il ricordo dello straordinario campione, soprattutto quello del grande uomo che ha dimostrato di essere in vita. Ci resteranno gli importanti valori che ci ha saputo trasmettere con la semplicità, la sincerità di un vero amico. E questa storia, proprio per questo motivo, credo che sia un prezioso lascito per le nuove generazioni. Una storia epica e gloriosa, ma che affonda le proprie radici nell'umiltà, nella coerenza, nella caparbietà e soprattutto nel grande cuore del suo protagonista, il nostro Gigi Riva.
Mauro Aresu, Francesca Nieddu, grazie davvero. Grazie a voi per essere qui stasera, grazie al Vescovo Antonello Mura per averci voluto in questa straordinaria manifestazione. Niente, vi salutiamo. Buonasera. Grazie ancora Silvano, Mauro e Francesca. La seconda parte del nostro tributo a Gigi Riva verrà affidata al giornalista Andrea Contini, che chiamo qui sul palco. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Complimenti a Silvano Vargio, a Mauro Aresu e a Francesca Nieddu. Ho visto in questi ultimi tempi tante cose su Gigi Riva, presentazioni di libri, però devo dire senza nulla togliere agli autori che hanno scritto libri, che si sono cimentati in iniziative di ricordo di Gigi Riva, devo dire che questo spettacolo è davvero eccezionale, mi ha veramente emozionato, un racconto bello, intenso, essenziale, e quindi vi invito nuovamente a fare un applauso perché a me è piaciuto veramente tanto. Complimenti. Per noi sarà difficile adesso proseguire la serata perché non è facile dopo il tuo racconto, il vostro racconto, parlare di Riva. Proveremo a farlo in maniera originale, magari raccontando qualche aneddoto meno conosciuto rispetto al tuo racconto, che è un racconto storico, un percorso storico dagli anni 60, dalla Sardegna degli anni 60 fino alla straordinaria vittoria dello scudetto. E lo faremo con due personaggi diversi, un giornalista e un cantante. Il cantante è un cantautore romano, tifoso del Cagliari, che si è appassionato al Cagliari proprio grazie alle gesta del Cagliari dello scudetto e di Gigi Riva, e che ha scritto recentemente l'inno del Cagliari, non mi ricordo il titolo, Tifo Cagliari e boh, io vado allo stadio quindi lo sento, e il cantautore si chiama Paolo Migani. Buonasera Paolo, accomodati, prendi il microfono. Il secondo ospite, molto autorevole, che ci racconterà anche qualche aneddoto su Riva calciatore, su Riva dirigente, è un giornalista che per tanti anni, prima che ci fossero le TV a pagamento, ha raccontato il Cagliari non dello scudetto, il Cagliari degli anni successivi, quindi il Cagliari del declino di metà degli anni 70, il ritorno in Serie A, la retrocessione, il Cagliari in C con Claudio Ranieri. Insomma, ha fatto oltre 30 anni di radiocronache, facendo venire a me, che sono bradicardico, le palpitazioni spesso, perché lo ascoltavo su Radiolina. Bruno Corda. Ciao Bruno. Dopo, diciamo, il dibattito, nella parte finale ovviamente ci sarà come al solito l'intervento del vescovo, senti là Bruno, che è particolarmente appassionato di sport, tant'è che la pastorale del turismo si caratterizza da anni, da 10 anni, anche con una o più serate dedicate al mondo dello sport. Io l'altro ieri ero qua, alcuni di voi erano presenti, c'era un incontro dibattito con Manuela Dicenta e Antonio Cabrini. Insomma, ogni anno il vescovo organizza qualcosa legato allo sport, e di questo lo ringrazio, perché ritengo che lo sport sia uno straordinario viatico di promozione sociale, di unione sociale, e il vescovo ne coglie il significato, infatti organizza sempre. Io voglio iniziare con Bruno e con Paolo dall'ultima immagine, anzi dalla penultima immagine che abbiamo visto. Io ero presente e devo dire che è stata per me un'immagine particolarmente suggestiva. Il giorno del funerale di Gigi Riva, il 24 gennaio del 2024, io sono andato alla Camera Ardente, allo stadio,
ci sono andato nel momento in cui c'erano i giocatori della nazionale, quindi Buffon, Cannavaro, il presidente del CONI Malagò, e devo dire che mi ha colpito una cosa, Gianluigi Buffon, che nei 20 minuti in cui siamo rimasti là, nella camera ardente, piangeva, ha pianto per 20 minuti e poi alla fine siamo andati via, c'era Gianfranco Zola, insomma c'erano tanti giocatori della nazionale, Zambrotta, però l'immagine più suggestiva è l'uscita della salma di Riva dalla Basilica di Bonaria con un tramonto bellissimo. Sembrava un tramonto di primavera ed eravamo a gennaio, forse un tramonto estivo, e la musica e le parole di Piero Marras, il cantautore Piero Marras, quando Gigi Riva tornerà, con un silenzio quasi tombale, con un rispetto da parte di tutti, anche dei tifosi, quelli che di solito allo stadio fanno i cori, che sono particolarmente chiassosi, e invece Cagliari, la Sardegna, non solo Cagliari, ha voluto rendere omaggio a Gigi Riva in modo silenzioso, così come lui ha vissuto per tutta la vita e si è caratterizzato come personaggio riservato e austero. E quello è stato davvero il più bel saluto, forse quello che lui avrebbe sognato per il suo funerale. E quindi voglio partire da questa immagine. Paolo, tu eri presente? Sì, ero presente. Che emozioni hai provato in quel momento? Ma l'emozione è stata fortissima, proprio brividi sulla pelle, perché quando io sono arrivato, io ho preso l'aereo la mattina da Roma e sono andato alla Camera Ardente, mi sono abbracciato con Mauro e Nicola dicendo che Riva era il loro padre, ma è stato il padre di tante persone, e loro l'hanno capito questo, e Nicola mi ha risposto è stato il padre di tutti, no? E poi non ho neanche pranzato perché volevo mettermi sulla la prima transenna davanti alla basilica, e quindi ho vissuto tutto il funerale pregando e emozionandomi quando è uscita la bara, portata anche da un reginato molto traballante. 87 anni. Esatto, ho temuto sulla scalinata. Quel tramonto che tu dicevi era bellissimo e c'era un silenzio incredibile. Io avevo paura che gli Sconvolz facessero qualche macello, invece sono stati di una dignità tale da avere un rispetto per quel momento. A un certo punto si è sentita una voce che diceva un Gigi Riva, c'è solo un Gigi. A quel punto si è esplosa tutta la piazza, tutti quanti a cantare c'è solo un Gigi Riva, e lì i brividi sono stati tanti, sì, devo dirlo. Bruno. Ma io intanto voglio fare i complimenti a Silvano e Mauro, perché ho visto, come tanti di noi, film, tutti hanno voluto scrivere un libro su Gigi Riva, tutti hanno voluto ricordare Gigi Riva, ma devo dire che oggi mi sono decisamente emozionato, perché Silvano sei stato straordinario e la musica di Mauro è stato un accompagnamento meraviglioso, davvero, complimenti, bravo, bravissimi. Bruno, tu eri presente al funerale? Sì, certamente, ero presente e mi sono commosso come tutti i sardi, perché è proprio vero, Gigi Riva, la scomparsa di Gigi è un lutto della Sardegna, di tutti i sardi. Gigi Riva è stato veramente un riscatto per la nostra isola, soprattutto per gli emigrati. Io ho fatto appunto l'inviato per 30 anni, ho avuto il privilegio di iniziare la carriera di radiocronista nel momento in cui Gigi Riva diventava team manager del Cagliari, e ricordo ancora oggi la prima intervista, ecco, la prima intervista, mi avvicino a Gigi Riva, dico: posso intervistarti? Certo, sempre disponibile, semplice, disponibile con tutti. Però il movimento era questo. Ero talmente emozionato e lui mi blocca il polso e dice: ma la vuoi fare questa intervista? E lì un po' mi ha aiutato, mi ha un po' sbloccato, perché l'immagine di Riva per noi giovani, per chi ha vissuto gli anni della promozione
1963-64, appunto nel giugno del 64, io ero ragazzino, avevo 10 anni e rimasi bloccato in Viale Elmas perché in quella occasione il rientro da Udine, Cagliari, la città di Cagliari era praticamente paralizzata, il traffico era... E comunque ecco, ho il privilegio di iniziare a raccontare le partite del Cagliari con questo monumento, quindi l'emozione ogni volta che intervistavo Riva a fine partita era sempre una grande emozione. Però con Gigi sono nati rapporti personali nel dopocalcio. Lui non amava parlare di calcio, dopo le partite si prestava con tutti, dalle grandi televisioni, Rai, successivamente i network, quindi le TV private, ma durante la settimana, quando tu incontravi Riva, potevi parlare di tutto fuorché di calcio. Lui non amava parlare di calcio e amava parlare veramente dei problemi della Sardegna. Io ho condiviso con Gigi Riva l'organizzazione di eventi, ecco qui il cuore e il tema della giornata. E il cuore di Gigi Riva era grandissimo, perché lui aveva l'uomo che ha vissuto, come ha raccontato Silvano, dai primi anni, dalla sua infanzia, una terribile infanzia, con la scomparsa dei genitori, con la povertà, con la miseria. E lui amava appunto incontrare lui camminava, lui era un famoso camminatore, lui attraversava la città. Gigi Riva aveva un'abitudine. La mattina, allora lui andava a dormire alle 3 del mattino, a mezzanotte usciva con la sua Dino Ferrari, a grande velocità andava sulla 131, che ancora non so se era stato... Non aveva tutte queste deviazioni che ha adesso. Ecco, sicuramente non aveva queste deviazioni. E prendeva, diciamo che iniziava a dormire alle 3 del mattino, e quindi si svegliava tardi, alle 10 del mattino, ma alle 11 puntualmente lui arrivava in via Tola, ufficio del Cagliari, aveva anzi un suo ufficio personale in via Tola. Lettura dei giornali, pranzettino veloce al bar, un toast e un succo di frutta, pennichella pomeridiana e alle 5 del pomeriggio ancora in via Tola. Un'ora di telefonate e poi la sua consueta passeggiata. 6 chilometri quotidiani, tutti i giorni percorreva via Tola, via Paoli, via Sonnino e faceva un giro di ritorno. Sempre da solo. Sempre da solo. Sempre da solo. Lui a Napoli non avrebbe potuto vivere Gigi Riva, perché lo avrebbero bloccato. Invece ecco, i sardi hanno questa grande dignità. Si fermava quando salutavano, posso salutare. Lui si fermava con... Fermati qua Bruno, sì, non raccontare sì, tutto, è vero, tutto perché abbiamo un po' di tempo. Hai ragione. Tu hai conosciuto Gigi Riva personalmente? Allora, il mio primo approccio con Gigi Riva è stato questo. 6 anni, partita della nazionale contro la Germania Est a Napoli, un angelo si tuffa, fa un gol di testa, io chiedo a mio fratello più grande, Mario come si chiama quel calciatore? Lui mi dice Luigi Riva, dove gioca? Gioca nel Cagliari, io da oggi sarò del Cagliari. Così ho detto a 6 anni e sono rimasto del Cagliari fino a 61, ancora lo sarò per sempre. E Gigi Riva è diventato per me un modello. Io quando era il 7 novembre compravo 2 pastarelle, ne mettevo una a me e una davanti alla figurina di Gigi Riva, mettevo la candelina e gli facevo il compleanno. E poi scendevo, ero matto, sì lo so, e poi scendevo in piazzetta col pallone. Il culto della personalità, Col pallone e tiravo solo di sinistro. Una sera, nell'89, stavo facendo un lavoro con mia sorella che faceva indagini di mercato per un film su Viale Cola di Rienzo a Roma. E quel film era Batman, credo, il primo uscito di Batman. Io l'avevo visto già 2 volte, a quel punto ho detto non mi interessa niente, scendo fuori dal cinema, mi metto a guardare le vetrine, a un certo punto mentre riattraverso la strada, sai quando tu cammini, vedi qualcosa, poi ma io quell'immagine la conosco, mi giro e c'era Gigi
con le mani in tasca, un po' ingobbito, che camminava per via Cola di Rienzo a Roma. Era il periodo in cui lui commentava il secondo tempo della Serie A insieme a De Laurentiis, non quello del Napoli. E io l'ho bloccato e gli ho detto: fermo, io ti ho sognato per anni, sei stato il mio eroe da bambino. Gli ho detto Albertosi, Martino Azignoli, Ciro Nicolai Tomasini. Lui mi fa: fermo, non me la ricordo neanche io. Ci siamo presi un caffè, mi sono fatto firmare lo scontrino che c'ho ancora, l'ho attaccato al libro Rombo di tuono, storia e leggenda di Gigi Riva di Bruno Bernardi, che mi ero comprato, me lo leggevo come la Bibbia, so tutto l'incipit. Gigi Riva, nato il 7 novembre 1994 in via San Primo 10 a Leggiuno San Giano, provincia di Varese, alle 2 di notte, mentre nel giardino nasceva... Chiedo al vescovo, ma non è peccato tutto ciò? No. Dopo ce lo dice, perché secondo me è un peccato. E poi l'ho rincontrato, l'ho voluto rincontrare sapendo che la nazionale si riuniva alla Borghesiana nel novembre del 2009, sono andato alla Borghesiana e sono andato a cercarlo perché volevo farmi firmare la figurina di Messico 70. E lui è arrivato all'ultimo, si è fermato con la macchina perché io avevo la felpa con scritto Riva e 11 dietro, quindi si è fermato, è uscito dalla macchina, abbiamo fatto una foto insieme, me l'ha firmata. E non sapevo che poi, pochi mesi dopo, l'avrei rincontrato in un posto dove c'eravate anche voi due, cioè al Setar Hotel per i 40 anni dello scudetto del Cagliari. Sono riuscito dove erano tutti gli ex giocatori del Cagliari, tutti in vita. Tutti in vita. Sì, è stato un momento, il mio nirvana è stato quello, scusa. Ma... Bene. Cioè, no, quelli erano i miei eroi, capito? Non è Batman. Paolo, a fine manifestazione, se Monsignor Antonello Mura avrà del tempo, si deve confessare, perché non si può adulare una persona terrena così come si dovrebbe invece adulare, lo so. adorare un santo. I santini ci sono tutte le figurine Panini. Ovviamente, come tu sai, ci sono tanti. Tu sei romano? Io sono romano. Tu sei romano. Ci sono tanti romani, napoletani, calabresi, pugliesi, siciliani. Io ne conosco tanti attraverso i social. Anch'io. Perché mi chiedono tutti l'amicizia. Molti sono anche terribili, perché ti scrivono tutti i giorni, che sono diventati tifosi del Cagliari dopo quello scudetto fantastico nella stagione 69-70, molti meridionali. Perché, e voglio qui introdurre un tema su cui, Bruno, ti coinvolgo, conoscendo anche la tua sensibilità sul tema. Il vostro racconto iniziale, Nereide Rudas, e i due parlamentari sardi, Mannironi e l'altro non mi ricordo, Colano, raccontano una Sardegna degli anni 50, una Sardegna di povertà. Si dormiva 10 in una stanza, si andava a lavorare da bambini, studiavano nelle famiglie più abbienti solo le femmine, solo le donne, gli uomini andavano a lavorare, prevalentemente in campagna, aggiungo io. E c'era la cosiddetta questione meridionale, perché queste erano le condizioni del mezzogiorno d'Italia, di tutto il mezzogiorno, non solo della Sardegna. Mentre, diciamo, dalla Cintola in su, da Roma verso il settentrione, non si era ricchi, però, diciamo, c'erano occasioni di lavoro, c'erano più occasioni di lavoro, e poi in Sardegna arriva l'industrializzazione degli anni 70. Però, e su questo ti coinvolgo, Bruno, se noi prendiamo la cartina dell'Italia, lo stivale, più le isole, e prendiamo come riferimento, visto che il tema è questo, lo sport più diffuso, cioè il calcio, il prossimo campionato di Serie A, anzi questo campionato di Serie A, questo che è iniziato ieri e l'altro ieri, nel mezzogiorno di squadra, campionato a 20 squadre. Nel mezzogiorno d'Italia c'è il Lecce, il Napoli, il Cagliari. Se volessimo considerare mezzogiorno Roma, aggiungerei la Roma e la Lazio. È desolante la cartina dell'Italia, la fotografia dell'Italia calcistica, della Serie A. Da Roma in su, quindi quando inizia, diciamo, gli Appennini fino l'Appennino tosco-emiliano e così via, fino ad arrivare al nord-est, alla Lombardia, ci sono 5 squadre della Lombardia. Poi c'è il Verona, poi c'è l'Udinese, poi c'è il Genoa, c'è il Bologna, c'è la Fiorentina, non le dico tutte, c'è l'Empoli. Cioè la questione meridionale, ancorché diversa rispetto al loro racconto, esiste ancora.
Perché cito la Serie A attuale? Perché la cartina dell'Italia con la dislocazione delle squadre mette in evidenza la realtà economica del nostro paese, un sud povero e un settentrione ricco. E il calcio da questo punto di vista è molto più rappresentativo di qualunque testo universitario o di qualunque ricerca socio-economica. Bruno. Pensa che qualche anno fa c'era soltanto il Napoli addirittura, quindi oggi parliamo di 3 squadre del sud, considerando il Cagliari sud, ma la Sardegna non è considerata sud. Però sul piano economico è mezzogiorno d'Italia. Certo, sul piano economico. Ma lo scudetto del Cagliari ha rappresentato il riscatto proprio del sud. Perché il Cagliari ha tifosi in tutta Italia, in modo particolare da Roma fino a tutta la Sicilia? Quando io ho iniziato a fare le radiocronache e andavo in giro nel Catanzaro, Lecce, ricordo il Cagliari era una squadra forte, la squadra di Mario Diddia, che conquistò la seconda promozione storica nel 1979. Arrivavano in albergo centinaia di tifosi, ma non chiedevano l'autografo a Pietro Paolo Virdis o a Gigi Pira, cercavano Gigi Riva perché era il team manager e l'accompagnatore. Questo rappresentava Riva, perché rappresentava il riscatto del sud contro lo strapotere calcistico delle squadre milanesi e torinesi in modo particolare. Ecco, però la fotografia è perfetta, certo, il sud è sempre stato povero dal punto di vista economico e naturalmente quando non ci sono denari e non c'è economia non ci possono essere investimenti per il mondo del calcio. Questo. E lì, ahimè, dovremo toccare il tasto. Ha aperto con 51-71, un ventennio che rappresenta sì l'apoteosi di uno scudetto in Sardegna, ma ahimè ci è costato molto quello scudetto. Se dobbiamo raccontare le verità vere, raccontiamo che quello scudetto ha significato per noi l'apertura di una raffineria alle porte della più importante città del Mediterraneo, che ha creato sì in parte occupazione, che poteva essere oggi occupazione turistica, molto più redditizia e molto più pulita di quello che è stata la Saras per la Sardegna. E Gigi Riva, ecco, raccontando quello che pochi forse scrivono e raccontano, Gigi Riva è stato veramente il più sardo di tutti i sardi. Gigi Riva vedeva le difficoltà della nostra terra perché lui incontrava gli immigrati. Quando il Cagliari si spostava in continente era un pezzo di Sardegna che regalava riscatto ai sardi che andavano, gli emigrati che andavano a fare i lavori umili e soffrivano per la lontananza dalla propria terra. E Riva queste cose le ha capite, le ha percepite perché lui le ha vissute da nordico prima e poi da vero sardo. Il vero sardo che oggi, non voglio essere, lo capisco, di solito sono io che faccio le interviste agli altri, questa volta mi trovo nella veste di intervistato, però visto che ho affrontato l'argomento scudetto che è stato pagato a caro prezzo, perché chi ha investito in quel Cagliari ha investito perché poi ha sfruttato la nostra terra e ancora oggi noi paghiamo quello sfruttamento. Ma oggi la mancanza di Riva che ho conosciuto io, Riva con cui parlavo durante la settimana e non affrontavamo argomenti del gol della Domenico, del fuorigioco, ma affrontavamo gli argomenti veri, quelli della povertà e della miseria che ancora oggi dobbiamo subire in questa terra. Cosa avrebbe fatto oggi, cosa farebbe oggi Riva di fronte a questo scenario che stiamo vivendo, questo scenario delle pale eoliche? Cioè, è una cosa terribile. Lui si sarebbe incatenato, avrebbe veramente rappresentato la ribellione di questo popolo di fronte a questo terrorismo che stiamo vivendo.
Scusa se è giusto. se affronto un argomento, perché ho conosciuto molto bene, ho vissuto a stretto contatto con Riva. Abbiamo organizzato 5 grandi manifestazioni di carattere di solidarietà, calcio e solidarietà, che tu hai vissuto in prima persona con noi dal 91 al 95, e lui era il presidente onorario di questa manifestazione, che portava allo stadio 40.000 persone e si acquistavano beni importanti per il microcitemico, per la clinica Resu, per i trapiantati di midollo osseo, quindi i lettini semisteri per i trapiantati, e lui era il suo vero cuore. Lui era veramente si preoccupava. Posso aggiungere una cosa a questo ragionamento? Io ho parlato con Riva 5-6 volte nella mia vita. Una volta l'ho incontrato in una delle passeggiate in via Manno e via Garibaldi, in maniera molto inaspettata mi ha detto: ti va di fare 2 passi? Lui era sempre da solo e mi raccontò che la settimana precedente, questo episodio è accaduto 12-13 anni fa, facemmo via Manno e via Garibaldi andata e ritorno, quindi diciamo 30 minuti, 25 minuti, e mi raccontò che la settimana precedente era a Milano. Esisteva ancora la compagnia aerea Air One, non so se ve la ricordate. Air One. E lui era a Milano, volo delle 21 da Milano a Cagliari, il volo non parte alle 21, non parte alle 21:30, non parte alle 22, annunciano sempre ritardi. E lui era là in attesa, è stato zitto, non si è lamentato. E a un certo punto mi ha detto: io non ho ancora capito perché noi sardi siamo così arrendevoli. Ho detto: ma in che senso? Oh, che ce ne fosse uno che si sia lamentato lì all'imbarco per Air One. E gli ho detto: avresti dovuto farlo tu. E ho detto: io non lo posso fare perché poi mi fanno l'articolo nel giornale e scrivono: Gigi Riva tratta male un dipendente della compagnia aerea. Però lui era molto dispiaciuto anche della scarsa capacità di reazione. Quel giorno era davvero molto infastidito, tant'è che me l'ha raccontato con dovizia di particolari. Ecco, questo era Riva, era uno che stava bene in Sardegna, che stava bene a Cagliari, che però avrebbe gradito magari un atteggiamento diverso da parte nostra rispetto non al calcio, non al Cagliari, rispetto alle vicende sociali, alle vicende economiche. Dico una cosa sperando di non essere scomunicato dal vescovo: agli inizi degli anni 70, quando in Italia ci fu la battaglia per il divorzio, nel palazzetto dello sport di via Rockefeller salirono sul palco Maria Carta e Gigi Riva per sostenere quella battaglia. Quindi non era uno che non si esponeva, era uno che si esponeva, però notava che non vi era una grande, diciamo, coesione di popolo rispetto ai temi sociali. Io scrivo canzoni. Lo so, come è scritto l'inno del Cagliari? Tu sei definito il cantautore di Dio? Io sono un cantautore non famoso, questo è il mio mestiere. Lo so, però un cantautore di Dio, è questo che mi ha un po' sorpreso. Quindi scrivevi e cantavi Ma canzoni. io ho sempre scritto canzoni che parlano della mia vita, che parlano di me. Nella mia vita c'è soprattutto Dio, e quindi quando parlo della mia vita parlo anche di Dio. Non è che scrivo canzoni solo dicendo Gesù, Maria e cose del genere, no? Poi com'è nata questa cosa dell'inno del Cagliari? La cosa dell'inno del Cagliari è nata così. Io scrivo canzoni appunto da tanto tempo. Un tifoso del Cagliari, di quelli che va in curva sud col tamburo e il cappellone, mi dice: ma tu sei brava a scrivere canzoni, perché non scrivi una canzone, un inno del Cagliari? Dico: ma ce l'avrete l'inno? Dico: no. Ma no, ma ci abbiamo sempre degli inni che però non vanno, non funzionano, scrivilo te. E dico: Eraclio, io capisco che voi non volete la canzone siamo i più forti, vinceremo sempre, ale, forza, forza, no? Voi volete parlare del vostro essere sardi, della vostra sardità, di quello che siete, del popolo, della terra, e quindi io lo so questo qui. Provo a scriverlo, perché comunque ormai la Sardegna la sto vivendo da tantissimi anni, no? Certe cose le ho sentite. E mentre cominciavo a capire la strofa come dovevo scriverla, in modo più o meno poetico, mi mancava l'inciso, il ritornello, quello che ti deve restare in testa, quello che deve essere facile da cantare per tutti.
Quando ho fatto 30 anni fa il corso alla scuola di Mogol, il CET, no? Che è la scuola in Umbria che c'ha Giulio Rapetti in arte Mogol, una cosa mi veniva detta sempre: un artista deve sempre stare con le antenne aperte, alte, dritte, deve captare, perché tu magari vai a comprare una bistecca dal macellaio, il macellaio dice una frase e tu quella frase dici porca miseria, questa è una canzone, perché ti ha colpito, perché ha detto qualcosa di particolare. E allora, parlando con questo infermiere, tifoso del Cagliari, infermiere in pensione, gli ho detto sì, ho capito, io la posso anche scrivere, già ho buttato giù qualcosa per il testo, però mi manca questo inciso, non mi viene in mente niente, ma tu che dici? E lui, nella sua ingenuità, ha detto ma che ne so io tifo Cagliari e boh. Fermati, ho detto, fermati lì. Ferma che sta dando un macellaio, le antenne, tifo Cagliari e boh, ma che significa boh? E basta, tifo Cagliari e basta. Ok, ciao, ci sentiamo. Faccela ascoltare. Prima ti voglio leggere un attimo il testo, perché lo voglio spiegare, perché questo non l'ho mai... Perché poi la gente canta solo tifo Cagliari e boh, ma il testo non lo ascolta, non lo sente, no? Ma l'hai scritta tu o l'ha scritta Mogol? No, l'ho scritta io, che Mogol? Okay. Mogol non saprebbe scrivere una cosa così. Allora, no, ormai non scrive più niente, che scrive Mogol? Dopo Battisti, Paolo Migani, e quindi Mogol ha trovato occupazione, vai. Allora, io quando penso alla Sardegna non penso soltanto al mare bellissimo che c'è, ma penso a quello che c'è anche all'interno e al cielo bellissimo, quindi per me tutta la Sardegna diventa poesia. Allora comincio con terra, che è poesia tra cielo e mare. Leggila, non fare come si chiama? No, devo spiegare. Terra che... Oh, ma ci sono impegnato, fammi spiegare. Terra che è poesia fra cielo e mare. Poi quando tu arrivi in Sardegna... Scusa, puoi venire su? Puoi venire su? No, vieni, lui la canta. No, prima la spiego, poi gliela faccio recitare a lui. Poi la reciti però, e poi lui la canta. Quando arrivi in Sardegna col traghetto, che magari sbarchi qui a Golfo Aranci, senti l'odore dell'elicriso, no? Che è un odore particolare che c'è solo qua, no? Allora questo profumo, dovevo parlare anche di dignità del popolo, di fierezza, di caparbietà, di lealtà. Allora ho scritto il profumo della dignità, popolo che non si fa piegare, la fierezza e la caparbietà. Poi entriamo nel discorso stadio. Siamo sempre pronti ad esultare, rosso-blu in un cuore di lealtà, tutti uniti in campo per lottare e lo stadio unito canterà. E parte tifo Cagliari boh, tifo Cagliari boh, tifo Cagliari boh. Nella seconda parte della strofa, dopo il ritornello, dico la squadra non sarà mai sola. Questa frase mi piace molto, siamo il mondo, siamo la città. Ecco, qui io voglio infilare dentro non soltanto i cagliaritani o i sardi, ma tutti quelli che dicevate prima, che siamo il mondo, siamo la città, siamo in tanti. Io non sono cagliaritano, non c'ho una nonna sarda, no. Tutti mi chiedono sempre, ma c'hai nonna sarda? No, non c'ho mia madre sarda, nessuno. Però siamo in tanti. Ti racconto un piccolo aneddoto. Io questo tifo Cagliari boh, per farlo mettere sui portali, no? Spotify, TikTok, tutto quanto, l'ho postato attraverso una piattaforma che si chiama SoundDrop. Ti chiedono 99 centesimi e loro te la mettono ovunque. Però poi ti fanno anche un report di dove è stata sentita. Ogni mese mi arriva dove è stata sentita. Se vuoi te lo leggo. Sri Lanka, Vietnam, Hong Kong, Azerbaijan, Guatemala, Venezuela, guarda, l'Esoto, non so manco dove sta l'Esoto, però nell'Esoto ci sarà un sardo che si sente tifo Cagliari e boh. È incredibile questa cosa, ma me ne arrivano 500 al mese, di tutte le nazioni del mondo. Credi anche agli UFO? Non lo so. Potrebbe essere. Comunque succedono queste cose. Se io volete ve la canto, però no se non la cantate pure voi. Un po' la sapete, l'avete sentita? Tifo sì, Cagliari. dai, cantala. Vado là. L'applauso, La chitarra di Mauro, un applauso a Mauro. Dai, vai. Aspetta, metto l'occhiale. Bruno, mettiti su questo lato. Allora, si sente la voce? È la prima volta in assoluto che la faccio live. Mai fatta. Ah, perché ho scelto questo ritmo? Perché quando io penso alla Sardegna penso anche al mare. Non fare come i all'estate. cantautori che prima di cantare spiegano 10 minuti. Vai. Terra che poesia tra cielo e mare,
il profumo della dignità, popolo che non si fa piegare, la fierezza e la caparbietà, siamo sempre pronti ad esultare, rosso-blu in un cuore di lealtà, tutti uniti in campo per lottare, e lo stadio unito canterà, tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, scetti Castello, oh, oh, oh. Tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, scetti Castello, oh, oh, oh. E la squadra non sarà mai sola, siamo il mondo, siamo la città, è un amore che urla dalla gola, che lo stadio unito canterà, tifo boh, tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, scetti Castello, oh, oh, tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, scetti Castello. Ora proviamo su boh, abbatte la mano, tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, scetti Castello, oh, oh, tifo Cagliari e boh, tifo Cagliari e boh, scetti Castello, oh, oh. E poi c'è tutto l'arrangiamento che viene fatto così, ma volete mettere con Juve, storia di un grande amore, molto più bella pure Milano. Però grazie a Roma di Venditti è imbattibile. Vabbè, ma quella è grazie a Roma, che ci devi fare? Paolo Migani, bravo Paolo. Bruno, ritorniamo invece a parlare di Riva. Allora tu intanto come... Due aneddoti. Vai. Sì, due aneddoti. Riva, si parlava di l'uomo che ha rinunciato ai tanti denari dell'Inter, Juve, Napoli, squadre che corteggiavano per anni Gigi Riva. Gigi Riva è l'uomo che ha rifiutato sponsorizzazioni ricche. Ero a Perugia, ospite di Riva perché la nazionale italiana giocava contro l'Irlanda, un amichevole. Era fine anno. Il presidente federale era Mattarrese. La nazionale italiana non veniva in Sardegna per 20 anni perché lanciarono le arance a Valcareggi, perché giocarono all'Amsicora, giocarono la nazionale all'Amsicora e Valcareggi non schierò neanche un cagliaritano, cioè in Messico c'erano 6 cagliaritani per la spedizione messicana. Valcareggi non fece giocare nessuno, tante arance contro il tecnico Valcareggi, e da quel momento la Sardegna punita. E allora Riva mi invita, faccio un bel servizio, mi permette di intervistare Vialli, tutti i Baresi, Maldini, insomma i giocatori della nazionale. A fine interviste mi fa intervistare il presidente, poi all'orecchio mi dice: chiedi al presidente quando ritornerà la nazionale in Sardegna. E naturalmente io: presidente, ma allora quando termina la punizione per i sardi, la nazionale quando ritornerà? Guarda, arriva Mattarrese, si mette a ridere e dice: furbacchione Riva. La nazionale italiana era dicembre, era dicembre del 1989, perché un anno dopo ci sarebbero stati i mondiali d'Italia 90. Bene, annuncia in quel momento, quindi è stato un mio scoop tra l'altro, dice: in primavera a Cagliari ci sarà Italia-Argentina, l'Argentina di Diego Armando Maradona. Quindi Riva felicissimo, si abbracciarono Mattarrese e Gigi Riva. Ecco, questa è una cosa molto bella che ricordo nel mio lavoro giornalistico accanto a Gigi Riva. Mentre, continuando sul tuo lavoro giornalistico, in 30 secondi, come è iniziata la tua avventura come si è conclusa, lo so, anche se non si è mai conclusa, mai dire mai, come è iniziata la tua carriera di
radiocronista. La mia carriera di radiocronista in 30 secondi è impossibile perché 45 secondi. Io nel 1970 cantavo, ero come Mauro e come Silvano, giusto? Io facevo il radiocronista nel 1970. Ecco, cantavo nel mio paesino, io sono di un paese del Sulcis Iglesiente di Villa Massargia, allora c'erano i complessini. Bene, dopo 5 anni nel 1975 mi trasferisco a Cagliari per tentare la carriera universitaria fallita dopo pochi mesi, inizio a lavorare e faccio il disc jockey, allora oggi si chiamano DJ, il disc jockey per una radio privata, Radio 24 Ore. Mentre mando un brano dei Beatles, sento, vivendo in una sala insonorizzata, bellissima, sento un frastuono, mando un brano, Lady B, ricordo ancora, mi affaccio, apro la porta, guardo, il direttore Gian Giacomo Nieddu di Macomer sta licenziando il radiocronista che faceva le radiocronache del Bril Cagliari. Infila l'ascensore, il radiocronista va via, mi guarda e dice: tu come sei col basket? E io dico: benissimo, non avevo mai visto una partita di basket in vita mia. Comunque, morale, per fortuna era metà luglio, i campionati di basket iniziano a ottobre, quindi studio di tutto, compro giornali, libri, eccetera, inizio a fare le radiocronache del Bril Cagliari. Ma naturalmente la mia passione, la mia aspirazione, chi ha giocato a calcio dall'età di 3 anni fino a pochi anni fa, era quella di poter raccontare le partite del Cagliari. E infatti una notte, dopo 7 mesi di basket, bellissima, una bellissima esperienza, mi arriva una telefonata del direttore, del tuo concittadino Gian Giacomo Nieddu, dice: domani mattina devi prendere un volo Itavia, devi andare Cagliari-Bologna, quando arrivi a Bologna un taxi alla stazione, un rapido per San Benedetto del Tronto, era il 5 febbraio del 78, e da quel giorno, ecco, io ho iniziato. Il San Benedettese Cagliari, il risultato? 1-0 per la San Benedettese. Per la San Benedettese. Però c'è stata la prima intervista a Gigi Riva negli spogliatoi. Gli spogliatoi, anche tu? Anche io ho una data importante, 14 gennaio 2023, perché la sera prima mi viene detto: domani esordisce Ranieri, va via Liverani, inizia il campionato di ritorno del Cagliari, mandano il tuo inno. Io ho detto: ma che state dicendo? Come hai fatto ad accreditarti col Cagliari? Perché l'abbiamo sentito, sei bravo, allo stadio lo cantano quasi tutti. Come cavolo hai fatto ad accreditarti col Cagliari? Perché non è facile. Ho scritto la canzoncina voce e chitarra come così, e ho detto: facciamola diventare una canzone. Ho chiamato il mio amico fraterno conosciuto al Chet da Mogol, che adesso è il tastierista di Luca Barbarossa a Radio 2 Social Club, che si chiama Alessio Graziani. Ho detto: Alessio, arrangiamo questo pezzo. Ho pagato l'arrangiamento perché lui è un professionista, abbiamo arrangiato il pezzo, dopodiché l'ho messo in rete su Facebook, anzi no, scusa, prima l'ho mandato su WhatsApp a Nicola Riva, un altro Riva, il figlio di Gigi. E Nicola mi ha risposto subito, mi ha chiamato e dice: guarda, è la prima volta che sento una cosa del genere, è bellissimo, mettilo in rete. E io l'ho messo in rete con tutto un discorso, un racconto, una cosa, l'ho messo in rete su Facebook con delle immagini. Evidentemente l'hanno ascoltato in qualche modo, non so che cosa. Nicola mi chiama appunto la sera prima di Cagliari Como e mi dice: guarda che domani lo mandano. Dico: Nicola, non mi dire una cretinata perché io non dormo stanotte, perché la paura mia era una: se perdiamo col Como diranno l'Inno porta sfiga e sono finito. Allora non solo non abbiamo perso, ma non abbiamo più perso in casa, abbiamo pareggiato 3 partite e vinse tutte le altre e siamo andati in Serie A. Porta fortuna. Ti racconto una cosa senza che tu ti offenda. Vai. Io prima che mi offendo. Io vado allo stadio in casa sempre, ogni tanto anche in trasferta, però in casa sempre. L'anno scorso le ho viste tutte, 2 anni fa le ho viste tutte. Ogni tanto il Cagliari a fine partita, mentre negli altri stadi lo facevano sempre, il Cagliari pochissimo, metteva una canzone, che era una canzone bellissima, secondo me la più bella canzone sarda, scritta dall'avvocato Non Sini, posso riposare. Non posso riposare. Okay. Tra l'altro, quando si vince, quando si perde, va bene sempre Non posso riposare, cantata da Ita Zenda. Sì, da parodia. Quindi, la domenica precedente al suo inno, io ero allo stadio
e a fine partita mettono non ho potuto riposare. Il Cagliari va in trasferta, ritorna in casa, finisce la partita e sento tifo Cagliari, che cos'è questa porcheria? All'intervallo Ho detto scusa, perché la prima volta che la senti, ovviamente come le canzoni di Sanremo, no? Zucchero Fornaciari è arrivato penultimo e Vasco Rossi ultimo, Donne e Vita Spericolata. Quindi io sento questa cosa e dico, ma cavolo, c'erano potuto riposare, adesso c'è questo inno. Poi pian piano l'ascolti una volta, 2 volte, inizia a cantarle il pubblico e adesso davvero devo dire che l'apprezzo veramente tanto. Sì, non è che cioè non è Futura di Lucio Dalla, ecco. No, non lo è. però è quello che serve allo stadio, cioè serve tifo Cagliari e poi botta lì, specialmente che quando, ecco, ieri con la Roma, fatemi godere contro la Roma 0-0, non hanno vinto. No, perché da romano stare a Roma con tutti i romanisti che ti fanno 3-2 zitti e muti 0-0, mentre Bruno, io prima di conoscere Bruno, di conoscerlo personalmente, ormai ci conosciamo da tanti anni e per tanti anni abbiamo anche collaborato in questioni sportive sempre legate al Cagliari, conoscevo la voce di Bruno, perché nei tempi in cui c'era solo il 90° minuto, la domenica sportiva e tutto il calcio minuto per minuto, essendo io esclusivamente tifoso del Cagliari, quindi a me che l'Inter, la Juve, la Roma perdano, vincano in campionato, in Coppa, non me ne è mai fregato niente, non faccio neanche ragionamenti, sono italiane, spero che vadano avanti, non mi interessa. Quindi ho scoperto la radiocronaca di Bruno Corda su Radiolina e ricordo questa partita, prima partita di Gigi Riva, presidente del Cagliari, perché Riva a un certo punto è diventato presidente del Cagliari. Lecce-Cagliari allo stadio di Via del Mare. Il Cagliari vinse al 93esimo 2-1 con gol di Lamagni, che era il capitano del Cagliari, perdeva 1-0, 1-1, 2-1, prima partita di Riva presidente del Cagliari, e Bruno Corda disse nel prologo della radiocronaca, in quel momento facevate le radiocronache anche in condizioni di precarietà, non c'erano le tribune stampa o se c'erano spesso non erano accessibili, chi non ha le coronarie a posto è pregato di spegnere la radiolina, oggi si soffre, però Bruno, più che la partita, le coronarie le mettevi tu a rischio, non era la partita in quanto tale, ma tu avevi un modo di raccontare l'azione che davvero ti costringeva quasi, se avevi problemi di cuore, a spegnere la radiolina. Come nasce questa tua verve che poi è diventata famosa nel corso del tempo? Esordivi amici sportivi e via. Questo ritmo, questa voce, da che cosa nasce? Nasce dalla grande passione per il calcio. Io giocavo da ragazzino e credo, quando ho iniziato a raccontare le partite, io le giocavo. Ecco, io soffrivo e gioivo, quindi probabilmente trasmettevo le mie emozioni, la voglia di trascinare quel pallone in rete, perché mia madre mi diceva: figlio mio, io non ti ascolto più, perché evidentemente hai ragione, io non mi rendevo conto, ma trasmettevo la mia ansia, probabilmente la trasmettevo a chi ascoltava. Spero anche la gioia quando i risultati erano favorevoli alla nostra squadra. Un'altra, a proposito di ansia, un'altra delle caratteristiche di Riva. Riva era un ansioso. Una volta, prima della partita del Cagliari, io andavo allo stadio, lo incontro in un bar, Caffè Marabotto, che non esiste più, beviamo un caffè insieme e lui mi dice: dove vai? Io: allo stadio. E tu? No, io non posso vedere le partite del Cagliari. C'era già Sky, ma neanche in TV. No, io non posso vedere le partite del Cagliari perché fumo ininterrottamente 3 pacchetti di sigarette e poi ho paura di stare male. Quindi lui non vedeva più le partite del Cagliari. A te risulta questa cosa? Assolutamente, lui non riusciva, lui, non dimentichiamo, ha avuto problemi molto importanti, quindi già dal periodo della nazionale, quando lui seguiva la nazionale, lui ha dovuto smettere anche di seguire la nazionale, si è dimesso da team manager della nazionale perché l'ansia
faceva soffrire. È arrivato il vescovo, Sì, prego. Sono arrivato perché la serata si deve concludere anche, no? Perché voi siete bravissimi e quindi sarebbe bello ascoltarvi a lungo, perché poi non vogliamo che la gente si senta, ho visto che molti sono andati anche via. No, grazie per questa bellissima testimonianza, grazie a Silvano e Mauro e a Francesca per quello che ci hanno donato stasera, che era previsto all'interno dell'Avere Cuore e allo stesso tempo ha avuto però da voi una bellissima testimonianza di come si può leggere la storia coinvolgendosi in modo diretto e non semplicemente facendo cronaca. E poi voi due, insieme ad Andrea, ci avete fatto rileggere alcune cose. Io due brevi domande per due brevi risposte. Intanto di Paolo. Paolo, ho visto che vi ha entusiasmato, perché è un entusiasta Paolo, però dovete sapere, perché lui l'ha accennato e Andrea gliel'ha chiesto, cantautori di Dio, e faceva parte di quel gruppo di cantautori che negli anni 80, 90, fine anni 80, sì. Sì, sono diventati famosi in Italia perché, oltre ai cantautori tipici che conosciamo, loro erano stati capaci, e lui è stato uno di quelli, di interpretare temi religiosi con la musica leggera, con la musica però anche attrattiva, godibile, eccetera. E quindi lui è stato così. Però io voglio ricordare due cose e poi chiedertene una. Lui oggi fa il catechista in parrocchia. Lui oggi vive una bellissima esperienza anche Radio Vaticana. È capace di essere uno attento allo sport, al calcio e allo stesso tempo attento anche a tematiche in cui si impegna con la famiglia, con Claudia, che ricordiamo, sua moglie. Ci conosciamo da oltre 30 anni e lo ricordo sempre con questa simpatia che oggi da romanesco ci ha manifestato e da tifoso del Cagliari. Domanda che ho paura perché non me l'hai... No, le domande non si dicono certo. prima. Mai. No, ti dico solo una cosa, quanto la tua fede, perché voglio concluderla anche se no, certo. Per deformazione professionale almeno. Certo. No? Quanto la tua fede ti aiuta ad affrontare difficoltà, e ce ne hai come tutti, e soprattutto ad essere così entusiasta anche quando godi di una partita di calcio del Cagliari, in questo caso, guarda caso. Come dice un filosofo, si chiama Checco Zalone, le malattie arrivano. Angela, le malattie arrivano. Il dolore arriva, le sofferenze, le difficoltà ci sono nella vita. Come le affronto queste difficoltà? Sapendo una cosa, semplice e basta. Il Signore ti ama. A prescindere da quello che sei, a prescindere da quelli sono i tuoi limiti, a prescindere da quali sono... Il Signore è con te, sempre, nella tua sofferenza. E sapere che nella mia sofferenza c'è qualcuno che mi vuole bene e che vive questa sofferenza con me, mi dà la forza di affrontarla. Grazie. A Bruno dico, tu sei stato un interprete di stagioni che oggi sembrano in certo modo anche un po' lontane, ma del calcio di oggi che hai commentato in tante occasioni, cos'è che ti dà più fastidio? Del calcio che ho commentato o del calcio di oggi? Del calcio di oggi mi dà fastidio l'eccesso di ricchezza e la mancanza del calcio romantico. Io soffro. Io faccio zapping oggi e per uno malato di calcio come me, se fa zapping vuol dire che non c'è più quella passione, quell'amore, perché questo eccesso di ricchezza, 75 milioni di euro di Dybala se va negli Emirati Arabi, 400 milioni di euro a Cristiano Ronaldo per trasferirsi negli Emirati Arabi.
non è più il calcio romantico, quello che ho vissuto io da bambino e quello che ho raccontato per almeno 20 anni. Ecco. Gli ultimi anni sono stati dominati da situazioni, da sciacalli del mondo del calcio. Questa è la rovina del calcio, è che la torta è diventata ricca e quando c'è una torta ricca poi arrivano gli avvoltoi. E questo calcio è stato sporcato, l'avvento della televisione ha fatto il resto e io non riesco più a viverlo come con quella passione, ripeto, con l'amore e con questo romanticismo del calcio, le immagini che abbiamo, ecco, mi hanno emozionato, le immagini che Silvano ha proiettato mentre raccontava divinamente con la storia di Gigi Riva. Non è più il mio calcio. Ecco perché avere il cuore è importante. Grazie davvero, grazie a voi tutti. Alessandro, dimmi. Grazie Don Antonello, un applauso a lui che organizza tutte queste cose. Ci siamo. Questo l'avevo pagato. No. Don Alessandro, sul prossimo incontro. Prima del prossimo incontro, 2 brevissimi avvisi. Prima di tutto potete ritirare all'ingresso con una modica offerta il cuscino della Pastorale del Turismo, un modo per contribuire anche alle spese che ovviamente ci sono per queste manifestazioni. La seconda cosa è che sempre lì nei gazebo è possibile rinnovare o fare un nuovo abbonamento al settimanale diocesano L'Ortobene. L'appuntamento prossimo è per mercoledì 21, sempre qui nell'area fraterna della Caletta, la conversazione Sopravvissuto all'ingiustizia con Beniamino Zuncheddu, Irene Testa e Mauro Trogu. Grazie e buona serata a tutti.